Si tratta evidentemente di un recidivo, il caso del sessantenne di Cabianca che continua a girare con più mezzi non assicurati. Questa volta la segnalazione arriva direttamente dai residenti della frazione, che hanno scoperto ancora una volta Gabriele Meazzo, chiamato Emiliano, alla guida di una seconda Smart, differente da quella fermata domenica scorsa dai carabinieri e multata con oltre 1.000 euro di sanzione amministrativa per la guida senza copertura assicurativa. Brevi e facili indagini hanno portato alla scoperta che anche questo secondo automezzo viaggia con un'assicurazione scaduta. Meazzo, già presidente del Cabianca Calcio ed ex ambulante, ha gestito anni fa per qualche tempo una concessionaria automobilistica in strada Madonna Marina e aveva tentato anche più volte di diventare consigliere comunale, candidandosi in varie liste. Governare Chioggia, poi Forza Italia e infine la Lega, senza però mai incontrare il favore dei propri concittadini. Da considerare il fatto che siano state anche inasprite notevolmente le conseguenze per chi pratica comportamenti del genere, a causa delle gravissime responsabilità cui va incontro chi causa un incidente senza essere assicurato. In caso di incapienza, infatti, il risarcimento da incidente commesso da un mezzo non assicurato ricade sul sempre più povero fondo per le vittime della strada e quindi sulla collettività. Con il freddo e le gelate inizia purtroppo anche il periodo delle possibili e accidentali cadute lungo i ponti della città. Ieri mattina sono state segnalate fin dalle prime ore ben 3 donne scivolate a piedi o con la bicicletta a mano sopra il ponte di legno Baden-Powell che collega Borgo San Giovanni a Sottomarina sulla laguna dell'Usenzo. Per fortuna le signore non hanno subito conseguenze, anche se c'è da dire che il mandato a spargere il terriccio per attutire il ghiaccio è stato dato con qualche ora di ritardo rispetto al passaggio di pedoni e ciclisti destinati alle scuole della vicina cittadella. Le autorità comunali comunque ogni giorno dispongono lo spargimento di sale o più facilmente di sabbia. Sono finalmente alle viste i lavori di realizzazione del parcheggio e dell'area verde relativa al comparto 8C1 in via Niccolò Zeno a Sottomarina, dopo la fine della lunghissima vertenza che ha visto protagonisti i residenti, i quali avevano pagato anche le opere di urbanizzazione al momento dell'acquisto dell'alloggio nel 1992. Nel 2015 il comune aveva acquisito le fideiussioni per realizzare in proprio i necessari spazi comuni, togliendoli al degrado e al fango, ma fino ad ora non erano stati emessi a bilancio i fondi per il verde. La vicenda era stata seguita in modo particolare dal consigliere Marco Dolfin, da sempre a fianco della battaglia degli abitanti. I lavori avranno una durata di 90 giorni e un costo di 330.000 euro e saranno diretti dal settore lavori pubblici del comune. Un'altra parte di Chioggia che sta cadendo a pezzi. Succede con le strutture di legno. Il piccolo pontile di Piazzetta Vigo, dal quale in tanti si affacciano per farsi fotografare con dietro la laguna e Caroman, è stato temporaneamente inibito l'accesso delle persone per il rischio di crollo. Ne dà notizia un articolo di Daniele Zennaro nella Nuova Venezia in edicola stamane. La decisione è stata presa dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, l'ex magistrato alle Acque, a causa della precarietà dei pali di sostegno. I lavori di restauro inizieranno comunque a gennaio, come confermato da Marco Tiozzo Bastianello, il capitano del Bragozzo Ulisse che abitualmente e attualmente si serve del pontile per far salire e scendere i numerosi visitatori della laguna. Carissimi amici di Network Azzurra e Meteobrollo, buongiorno a tutti. Dunque le correnti orientali che hanno imperversato la nostra penisola fino a ieri lasceranno il posto da questa sera a nuclei atlantici un pochino più umidi che naturalmente avranno il compito anche di riportare un po' di maltempo per buona parte di stanotte e domani mattina sulle nostre zone e poi lentamente lasciare sul campo ovviamente aria più mite ma decisamente più umida.
Sostanzialmente quindi cosa avremo? Una mattinata ancora discreta, a parte qualche nebbia qua e lì, gelate ancora piuttosto estese con temperature abbondantemente sotto zero dalla pianura verso la costa, ma lentamente i cieli cominceranno a sporcarsi da occidente fino a coprire completamente le nostre zone nel tardo pomeriggio sera, quando già le prime piogge cominceranno a farsi strada appunto da sud-ovest. Piogge, non neve dunque, quindi solamente componenti liquide nelle precipitazioni, qualche nevicata tra i 200 e i 400 metri per buona parte della nottata e poi esaurimento dello stesso fenomeno diciamo piovoso tra la tarda mattinata di domani e il primo pomeriggio. Questo cosa significa? Significa che naturalmente avremo circa 12-18 ore di maltempo, anche se sostanzialmente con piogge abbastanza modeste o tutt'al più moderate lungo la costa. Una situazione quindi che va evolvendo verso un maltempo che sarà molto breve di durata, ma che lascerà poi sul campo, come vi ho detto, correnti umide atlantiche che favoriranno quindi il ristagno dell'umidità nei bassi strati, quindi nebbie persistenti e una buona dose di umidità. Anche le temperature tenderanno ad aumentare un pochino anche le minime, ma naturalmente le massime si porteranno tra i 6 e i 7 gradi, comunque con una componente molto umida come vi ho già detto. Il tutto dovrebbe portarsi almeno fino al prossimo weekend con questa tipologia di atmosferica. Staremo un pochino a vedere nei prossimi giorni. Per Natale qualche informazione in più da domani e ci sentiamo domani appunto. Ciao a tutti.